Il volo di Angelo. È solo in apparenza impossibile. Si può volare. Salire per vedere il mondo ingrandire e allo stesso tempo le cose rimpicciolire. Lontano, in fondo, se ne potranno vedere i confini che sono null'altro che i confini di ciascuno. Si può volare, però bisogna saperlo fare, che da bambini hanno spiegato bene quello che è capitato a Icaro. Perciò Angelo vuole imparare. A Padova, alla scuola allievi ufficiali dell'aeronautica militare. La sera dell'8 settembre 1943 tutti gli allievi sono davanti alla radio della scuola, perché si è saputo che il maresciallo Badoglio si rivolgerà alla nazione intera. Sono le 19:42. Ente italiano audizioni radiofoniche. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È il momento in cui inizia la guerra di Angelo, e ciò che avrebbe consentito agli allievi di difendersi, le armi del reparto, bruciano durante la notte nel cortile della piazza d'armi. Il pomeriggio del 9 settembre l'ufficiale in comando, il capitano Zecchi, comunica loro che sono prigionieri dell'esercito tedesco. Bisogna fuggire. Angelo ha 21 anni, deve fuggire. È giusto, è necessario. In 5 si calano dalla finestra della camerata della scuola. La corda è fatta di lenzuola annodate. Angelo, appena tocca terra, corre come non aveva mai fatto. In un lampo attraversa il cortile, salta la recinzione, si getta nell'erba. Ma subito si sentono le raffiche d'un mitra. 2 compagni muoiono appesi alla recinzione e 2 cadono feriti. Viene ripreso anche lui e dagli strepiti delle guardie capisce che è davvero prigioniero di guerra. Forse comprende in quel momento che rimarrà per sempre un prigioniero di guerra. In realtà non lo è affatto. Per ingannare la Convenzione di Ginevra diverrà da lì a qualche giorno un internato militare in Germania. Non un prigioniero di guerra. Per sempre chiuso 6 notte e 5 giorni in un carro bestiame d'un treno che parte dalla stazione di Padova diretto in nessun posto. Senza mangiare e senza bere. Quando la locomotiva si ferma, quel nessun posto si chiama Wietzendorf. Per sempre Wietzendorf. Gli allievi ufficiali dell'aeronautica erano 427 giovani uomini che volevano imparare a volare. Ora, alla stazione di Padova sono suddivisi in 7 carri merci. Nel carro di Angelo sono stipati in 72 per un viaggio lungo 1300 chilometri. Per 6 notti e 5 giorni, senza cibo, acqua e intimità. Quando il treno si ferma a Wietzendorf, alcuni allievi ufficiali sono già morti di stenti. I cadaveri vengono allineati in terra, fuori dal vagone. Un attimo per guardarli e già nessuno bada più a loro. Piove forte. Finalmente c'è dell'acqua da bere. Alcuni stanno con la bocca aperta verso il cielo, altri succhiano l'uniforme intrisa. Questo non è il posto. Il posto è altrove. Si deve camminare. Nel fango e sotto la pioggia. Si deve camminare. Le guardie sorvegliano col mitragliatore in mano. L'acqua dal cielo è ancora benedetta, che la sete non si spegne mai, ma le bocche non riescono a ingoiarla tutta. Tocca terra e diventa fango. Nel fango s'affonda, si stramazza al suolo. C'è chi sfinito non riesce più ad alzarsi e allora arriva la guardia. Un colpo di pistola alla nuca. È la benedizione che conclude i patimenti. La vita però, maledetta, è più forte dello sfinimento. Allora si alzano le ginocchia e ci si libera dal fango. Un piede alla volta per 15 chilometri, fino a che non si vedono le torrette di guardia di un recinto. È un campo per prigionieri di guerra, ma nessuno degli italiani ha alcun diritto riconosciuto. Sono traditori, non prigionieri di guerra.
Sono internati militari italiani, non prigionieri di guerra. Là non arriverà mai la Convenzione di Ginevra. Angelo diventa il deportato 159427XB. È l'ultimo istante in cui avrà un nome. Potrà tornare a essere Angelo solo se accetterà di tornare in Italia a servire lo Stato fascista repubblicano e combattere ancora al fianco dei tedeschi. A ciascuno degli 800.000 internati militari italiani verrà concessa l'opportunità. 200.000 accetteranno e torneranno ad avere un nome ed un cognome. 600.000 rimarranno per sempre un numero dentro un campo di concentramento. 1, 5, 9, 4, 2, 7, X, B. I Lancaster della RAF erano affezionati ad Hannover. Ci tornavano sopra spesso. Dopo i grandi bombardamenti del settembre del 43, la città era un cumulo di macerie. Bisognava sgombrare. Gli internati militari italiani non sono prigionieri di guerra. Sono traditori senza alcun diritto e vengono mandati a scavare. Da Wietzendorf ad Hannover. A scavare mentre i Lancaster scaricano bombe, guardie e prigionieri. Angelo, scavando, osserva. Osserva che talvolta ciò che rimane d'un edificio bombardato sono le scale, protese verso il cielo. Perciò, in quel giorno d'ottobre, quando il bombardamento si infittisce e tutti fuggono, Angelo si ripara nel sottoscala d'una scuola. La scuola viene centrata da una bomba, crolla. Angelo è sommerso dalle macerie, ma la scala lo protegge e può respirare. Viene estratto vivo, dopo più di 4 ore. La guardia tedesca che era con lui invece muore. Ha rifiutato di seguirlo nel sottoscala. Scoperto il commilitone morto, i militari si lanciano contro Angelo e lo bastonano. Angelo deve salvarsi dai bombardamenti, ma anche dalla buona sorte che lo ha risparmiato. Angelo deve salvarsi da ogni cosa, deve andarsene da qualsiasi posto, perciò finge un attacco di epilessia. Nel lager epilessia e pazzia hanno lo stesso valore. Le guardie lo portano dal medico del campo di Fallinbostel. Dicono che è malato di mente. Il prigioniero serbo lo visita. Davvero sei epilettico? Angelo non riesce a fingere. Dice di non poter resistere ancora. Gli chiede di aiutarlo, di trovare una via d'uscita, dalla denutrizione, dalla sfinitezza, dalle percosse. Il medico lo guarda e dice: «È passato il colonnello medico e ha detto che domani comincia un corso per infermieri a St. Bostel, che c'è tanto bisogno. Credo proprio ti convenga salire sul camion che va lassù e diventare in fretta un bravo infermiere italiano». Angelo conosce il corpo umano. Da poco ha sostenuto l'esame di anatomia all'Accademia di Belle Arti. Davanti al colonnello disegna ossa e muscoli. L'ufficiale rimane stupefatto da tanta precisione e lo promuove seduta stante. Ora è infermiere diplomato. È iscritto al registro della Croce Rossa di Ginevra. Ma non solo questo, non è solo un infermiere. Ha altre qualità, ha un grande talento per il disegno, perciò il colonnello medico gli chiede di ritrarlo con la famiglia, insieme alla moglie e alle 2 figlie. Angelo accetta. Sarà il suo lavoro più lungo. Il compenso è tornare alla vita, mangiare su una tavola apparecchiata, piatti, bicchieri, acqua e vino. Pochi giorni nella casa del colonnello. Ora fuori. Al campo, quiete, l'attendono la fame, la malattia e la morte per inedia. Intanto Fallinbostel straripa di prigionieri italiani e malattie. Perciò a Natale arriva l'ordine.
In una gelida notte del gennaio 1944, Angelo riattraversa il cancello del campo in cui era stato ricoverato per epilessia. Al campo di Wietzendorf, Angelo aveva incontrato Giovanni Guareschi, che era già un giornalista affermato. Lo scrittore l'aveva esortato a tenere un diario illustrato, testimonianza delle traversie che gli internati italiani avrebbero dovuto affrontare durante la prigionia. Un diario clandestino, del tutto simile a quello che poi Guareschi pubblicò nel 1949. Questa è la ragione per cui Angelo, appena può, scrive sul dorso delle cartelle cliniche. A Wietzendorf, a Sandbostel, a Fallinbostel. Scrive, disegna, sopravvive. La voce raggiunge Fallinbostel. Dice che l'infermiere italiano è un artista. Gli ufficiali tedeschi esigono un ritratto. Angelo assiste e, nel tempo che gli rimane, dipinge. Assiste e dipinge. Vorremmo una chiesa dei polacchi come fossimo a casa la domenica. È la prima commissione di un'opera sacra. La sorte è ironica. La compirà in un lager dove Dio scende di rado. Il compenso pattuito è cibo. Cibo da dividere tra i prigionieri italiani. C'è solo filo spinato tra il campo italiano e quello francese, ma gli italiani non sono prigionieri di guerra. Nessun pacco dalla Croce Rossa, niente di niente, solo fame e tubercolosi. Di là del recinto stanno bene. Voglio un bel ritratto, dice il comandante francese. E non ce la farò. In infermeria è sempre peggio, non ce la farò. Pago bene. L'ufficiale premette il ben di Dio. Molto cibo da dividere coi ragazzi della baracca. Angelo assiste e dipinge, assiste e dipinge. Dipinge di notte perché il ritratto darà da mangiare per tanti giorni. Il comandante francese è contento. È proprio un bel lavoro. È finito. L'ufficiale sorride, è soddisfatto. Ma ti pagherò la metà di quello che abbiamo detto. Morti di fame, pensa. Angelo ha un fremito. Guarda il quadro che gli è costato tante notti insonni tra lamenti di Fallinbostel. Lo strappa in piccoli pezzi, li getta in faccia al francese che lo guarda con la bocca spalancata. I frammenti volano via, spazzati dalla brezza fredda della Sassonia. Da Wietzendorf ad Hannover, da Sandbostel a Fallinbostel. Adesso il volo di Angelo si libera ancora una volta a piedi. I francesi temono la tubercolosi italiana. Pagano le guardie, pagano chi devono pagare. Da Fallinbostel si allunga una colonna d'800 prigionieri italiani. Non più di 15 chilometri separano i due luoghi, ma si distinguono come il giorno e la notte. A Fallinbostel comanda la Wehrmacht. Dove stanno andando comandano le SS. Capiscono subito, appena la colonna si ferma, che tutto è cambiato. Al posto di guardia c'è un soldato strano e giusto dietro, a fianco dell'ingresso del campo, una fila di 5 impiccati. A chi li guarda sgomento, il soldato sussurra: resteranno lì finché la testa non si staccherà dal corpo. È il benvenuto di Bergen-Belsen. Superato il portone, i prigionieri riconoscono l'odore dolciastro della decomposizione, ma qui è 100 volte più forte. Ancora pochi passi. I primi della colonna vedono oltre il reticolato le cataste dei corpi insepolti. Angelo arrivò al campo di Bergen-Belsen nel febbraio del 1944. Allora la maggior parte dei prigionieri erano soldati dell'Armata Rossa. I russi erano trattati come bestie. Non avevano baracche, dormivano all'aperto. Erano falcidiati dal tifo, morivano come mosche. I prigionieri italiani appena giunti ebbero il compito di caricare i cadaveri sui carri e scaricarli a mucchi fuori dal campo. Poi sarebbero stati bruciati.
Dall'agosto del 1944 a Belsen giunsero i primi convogli di ebrei. Arrivavano dai campi polacchi. L'Armata Rossa avanzava ed era necessario spostare velocemente le testimonianze dell'ignominia. Ben presto le condizioni del campo diventarono spaventose. L'epidemia di tifo inghiottiva i prigionieri. Non c'erano medicinali. Angelo e gli altri infermieri iniettavano siero o acqua distillata per far credere loro che qualcuno li stesse curando. Fu chiamato a gestire la confusione del campo di Belsen il comandante del crematorio di Auschwitz, il capitano Josef Kramer. Il suo compito era esplicito: lo sterminio, l'occultamento dei cadaveri nelle fosse comuni o nell'incenerimento. Kramer conquistò in fretta il soprannome, la belva di Belsen. Conclusa la guerra, fu processato a Lüneburg e condannato a morte per impiccagione. La sentenza venne eseguita il 13 dicembre 1945. Almeno sfuggire alle fosse comuni, almeno che un corpo abbia un nome. Un giorno forse i familiari avranno un luogo dove piangere il proprio caro. Un piccolo sollievo. Angelo convince il caporal maggiore del campo, un prete cattolico, a concedere un pezzo di terra per farne il cimitero italiano, oltre il reticolato. Di notte gli infermieri scavano le tombe. Il cappellano militare benedirà i cadaveri che verranno deposti. Ma non basta. Sono solo tombe senza nome. Angelo allora si fa consegnare le bottiglie di vetro abbandonate nel campo. Oggetti insignificanti che salveranno la memoria. Ogni corpo verrà sepolto con al collo una bottiglia che ne contiene le generalità. Alla fine della guerra, ciò consentirà di riconoscere quasi tutte le vittime italiane di Bergen-Belsen. Hanna P. Goslar dice: la nostra baracca era a fianco di quella italiana, in mezzo c'era il filo spinato. Poco più in là c'era la baracca di 2 sorelle olandesi, Anna e Margot Frank. Ricordo molto bene Margot, era vestita di viola. Angelo, quando osserva la desolazione intorno, vede una sola macchia di colore nel campo di Bergen-Belsen. È una ragazza vestita di viola. Un ragazzo veronese si trascina nell'infermeria del campo. È malato di tubercolosi bilaterale. Non gli rimane molto da vivere. Aspetta il suo turno in piedi. Attende l'iniezione di acqua distillata. Passa una guardia. Ha uno scatto d'ira nel vedere un malato in piedi. Trascina fuori il ragazzo in mezzo alla neve. Gli consegna una pala e lo fa scavare. Il ragazzo scava una grande buca. La guardia gli ordina di ricoprirla. La SS si allontana. Angelo non vede più il malato, si precipita fuori. Lo trova seminudo, disteso sulla neve, svenuto. Però non è morto. Angelo chiama, arriva un altro infermiere e lo trasportano dentro. La guardia torna. Non vede più il prigioniero. Si precipita dentro urlando, si scaglia contro Angelo, lo colpisce col calcio del fucile alla bocca. Angelo ha il volto tumefatto, è appoggiato alla parete della baracca dell'infermeria. Guarda assorto il punto il cui ragazzo era disteso. Ormai il giovane è moribondo. In quel momento passa la guardia che lo ha percosso. Prima lo deride, poi lo insulta. Angelo scatta, lo scaraventa a terra e lo blocca, lo colpisce più volte alla testa con lo zoccolo di legno. Accorrono 2 commilitoni, faticano ad arrestare la furia dell'infermiere e alla fine lo immobilizzano e lo consegnano alle guardie della prigione del campo. Non c'è scampo, lo sanno tutti. Chi si ribella alle guardie viene fucilato immediatamente. Ma Angelo è un infermiere iscritto al registro della Croce Rossa di Ginevra.
Non può essere giustiziato seduta stante. Bisogna istruire il processo. Il processo durerà 10 minuti e poi lo passeranno per le armi. In cella Angelo sa che non gli resta molto da vivere, forse meno del ragazzo di Verona che sta morendo in infermeria. Ma le ali di chi vuole volare s'agitano ancora. Inaspettatamente a presiedere il processo il colonnello medico di St. Bostel, quello con cui ha conseguito il diploma di infermiere al quale ha dipinto il ritratto di famiglia. Nessuno dei due crede ai propri occhi. Il colonnello si batte strenuamente e dopo 2 ore e mezzo di discussione ottiene che la pena non sia la fucilazione, ma i lavori forzati. Il verdetto è in realtà una sentenza di morte, perché nessuno può resistere per molto tempo a un doppio turno di lavoro nella miniera di sale di Lerte. Ma quantomeno non si muore subito. Angelo ha ancora tempo. Prima d'essere trasportato alla miniera, Angelo viene perquisito. I soldati trovano il fascio di fogli con i disegni e le memorie della prigionia. Tutto ciò che l'ha tenuto sollevato sino ad allora. Le carte vengono bruciate immediatamente. Il lavoro segreto di quei mesi s'accartoccia e svanisce in pochi attimi. Angelo prova un dolore immenso, più forte delle 70 nerbate inflittegli per aver conservato quei documenti. Il fuoco crepita mentre ingoia le pagine e Angelo singhiozza disperato. Al campo di Lerte erano concentrati 2000 prigionieri. La miniera di sale distava 4 chilometri. Angelo li percorreva a piedi, andata e ritorno. Il cibo era scarso, una brodaglia di patate che non avrebbe sfamato un bambino. Già un solo turno di lavoro era massacrante. Ogni prigioniero doveva scavare e riempire 12 carrelli del minerale. La sentenza della corte, 2 turni di lavoro giornaliero, significava la morte. In fondo a tutto quel sale, alla fine d'una grotta che altri prigionieri avevano scavato, invisibile al puntamento dei bombardieri alleati, sta sorgendo una fabbrica chimica. Talvolta il responsabile dell'impianto osserva quella gente stracciata, si rende conto che il prigioniero più denutrito è costretto al doppio turno di lavoro. Sa che è condannato a morte certa, perciò chiede all'SS di guardia di averlo a propria disposizione. Ha bisogno urgente di un assistente. I turni di lavoro restano immutati, ma non si tratta più di scavare il sale. Non è più una fatica immane. Ogni giorno il sovrintendente lo fa dormire alcune ore nascosto tra le scatole degli alambicchi. Lo rifocilla con pane, lardo e patate arrostite sul fuoco. In un mese Angelo aumenta di 10 chili, adesso ne pesa 55. È più pesante, ma ora le ali lo sostengono meglio. Nella primavera del 1945 gli alleati attraversarono il Reno. La fine del Terzo Reich era imminente e il comandante del campo di Dulag-Lerte ricevette l'ordine di spostare velocemente i prigionieri a Berlino. Subito venne comandata la colonna. Iniziò una nuova marcia. Berlino era a 250 chilometri a est. Angelo conosceva bene le regole. Se si cadeva bisognava rialzarsi in fretta, altrimenti arrivava un soldato e un colpo di pistola alla nuca risolveva ogni difficoltà. Ci furono molti colpi di pistola alla nuca. Ma Angelo riuscì ad arrivare vivo al primo halt. Avevano camminato per 60 chilometri. Erano vicini a Wolfsburg, lo capì dai discorsi delle guardie. La sosta fu lunga. Angelo e altri 4 compagni scivolarono indietro finché non videro un fosso, si nascosero dentro. La colonna ripartì. Rimasero là per molto tempo. Uscirono di notte e ripararono in un fienile. I colpi d'artiglieria tracciavano l'aria. Il fronte era vicinissimo. Sgattaiolarono all'alba, camminarono verso ovest dove, se esisteva ancora un senso nelle cose, doveva esserci gli alleati. Udirono il rumore d'un motore e si nascosero dietro gli alberi. Apparve una jeep con una stella bianca sul cofano. Gli americani erano salvi. Gli americani lo riportarono a Lerte, in un campo di prigionieri sopravvissuti.
Lì presto incontrò il capitano amante dell'arte. La passione comune fece nascere un'amicizia. Angelo venne trasferito al comando alleato. Finalmente poté dismettere i cenci che aveva ininterrottamente portato dall'8 settembre 1943. Cercò di sdebitarsi per il trattamento particolare dipingendo ritratti di ufficiali. Come allegato al comando percorse tutta la Germania. Incontrò Joe Louis, il bombardiere nero, il campione del mondo dei pesi massimi. Ritrasse il generale Clark. Ben voluto da tutti, gli venne prospettato un brillante futuro d'artista oltreoceano, ma da 2 anni non aveva notizie della sua famiglia. Da 2 anni non sentiva la voce di sua madre. Chiese di poterle parlare. Il quartier generale di Mannheim contattò telefonicamente il comando alleato di Treviso. Una radiomobile raggiunse la piccola casa di Quinto. «Angelo, qui sono tornati tutti, manchi solo tu!» Non poteva mancare. Chiese di tornare a casa. Ritornò in treno, in vagone letto. Nell'altro scompartimento aveva un attendente a disposizione. La madre gli aveva detto che i tedeschi in ritirata avevano sequestrato tutti i vestiti, perciò che tenesse cari quelli che aveva indosso. Allora il comandante alleato lo rifornì di indumenti nuovi e di generi alimentari. Alla stazione di Treviso c'era una jeep che l'attendeva. Percorse la strada con un'emozione che stringeva la gola. Poche centinaia di metri da casa, fece fermare il mezzo. Desiderava percorrere l'ultimo tratto a piedi. Fatti i primi passi sentì i rintocchi delle campane. Suonavano per lui. Fu allora che si accorse di tutta quella gente che l'aspettava. Davanti scorse la mamma, al fianco i 4 fratelli. Affrettò il passo. Era il pomeriggio del 10 ottobre 1945. Saprà poi che dei 427 allievi ufficiali partiti col convoglio verso Wietzendorf, poco più di 200 tornarono a casa. Angelo abbracciò la madre e pianse. Insieme arrivarono dentro il cortile di casa. Solo allora, finalmente, pensò, adesso sono libero. Solo allora si accorse di aver davvero volato sopra l'enorme vergogna del genere umano.